Luce, movimento, colore, materia. Prima del mosaico sono le pietre frantumate dei greti che le vene d'acqua compongono in disegni e irrigano di luce. Con queste parole della poetessa Novella Cantarutti si potrebbe descrivere la magia che la tecnica di composizione pittorica del mosaico crea. Grazie all'incastro sapiente di tessere a formare disegni e figure di ogni tipo. Una tecnica che trova nella scuola mosaicisti del Friuli di Spilimbergo un luogo unico al mondo per la formazione di imprenditori e artigiani specializzati in quest'arte. Inaugurata nel 1922, la scuola mosaicisti di Spilimbergo è oggi punto di riferimento per la formazione e la divulgazione dell'arte del mosaico, con corsi triennali frequentati da studenti provenienti da 22 nazioni del mondo. Non solo corsi professionali, la scuola di Spilimbergo, sempre aperta ai visitatori, è anche punto di riferimento per la divulgazione e lo studio del mosaico. Numerose le opere realizzate dalla scuola che abbelliscono chiese, ristoranti e luoghi in tutto il mondo. Alcuni esempi sono la saetta iridescente, realizzata per la nuova stazione della metropolitana Temporary World Center Path Station di New York, il rivestimento musivo della cupola del Santo Sepolcro a Gerusalemme, il restauro di 10.000 metri quadrati dei mosaici del Foro Italico di Roma. La scuola mosaicisti di Spilimbergo è anche galleria espositiva. Il cortile presenta interventi di mosaico tridimensionale. L'edificio storico si distingue per i pavimenti e le pareti su cui sono appese le opere degli allievi su vari soggetti e modalità tecniche dell'arte musiva. Il visitatore può vedere copie tratte dall'antichità delle basiliche di Aquileia o di San Giusto a Trieste, traduzioni di stili e correnti artistiche, interpretazioni di bozzetti e dipinti, mosaici originali nati da collaborazioni con pittori e architetti, soluzioni innovative nel campo dell'arredo e del design. Oltre 900 sono le opere da ammirare, lungo un percorso che si snoda su 2 piani, in continua rotazione e in costante aumento.